Il lancio ufficiale c'è stato qualche giorno fa, ma con il brano A muso duro il cantautore e musicista blues patavino Max Lazzarin, accompagnato dalla sua band The Great Magicians, aveva rappresentato il Veneto alla Festa della Musica a fine giugno, festa che ha festeggiato, per un giro di parole, la sua 27esima edizione in questo 2021 e che solitamente celebra in tutta Europa e nel mondo il solstizio d'estate e l'importanza della musica nella vita di tutti noi, soprattutto in questo momento. Il video della canzone è stato girato proprio durante il galà ufficiale dell'evento, presentato da Carlo Massarini nel parco archeologico di Selinunte a Cave dei Cusa, Castelvetrano. Il live è divenuto il video ufficiale per la band guidata da Lazzarin, che ha scritto il brano in collaborazione con Federico Patarnello e per la prima volta ha utilizzato per il testo l'italiano, cui ha unito il ritornello, voluto però fortemente in veneto, a muso duro e baretta fracà, perché in qualche modo racconta: immagino che i nostri anziani, andandosene in sordina, ci abbiano voluto dire di tenere duro e andare sempre avanti. L'omaggio è a loro. A muso duro, baretta fracà è anche un tipico modo di dire veneto e uno stimolo ad andare avanti sempre nonostante tutto. Sono parole, continua l'artista, che un figlio dice al padre separati dalla porta della camera dell'ospedale, sobria nostalgia con un mood tipicamente veneto. Dopo aver vinto l'Italian Blues Challenge insieme a Stefanie Ghizzoni nel 2016 e aver raggiunto la quarta posizione nel contest del blues europeo, rappresentando l'Italia in Danimarca lo stesso anno, Lazzarin torna dunque con un suo brano a raccontare una parte del bel paese, recuperando il dialetto veneto e usando l'italiano su quel sound pianistico e vocale che da sempre lo caratterizza, quello della moderna New Orleans Music. Del resto è alla musica di matrice afroamericana che si dedica, trovando qui la sua vera anima e la rappresentazione più affine della sua idea di musica, che è fatta di continue contaminazioni, crocevia di razze e culture. Il progetto 20 Storie in Blues è stato voluto proprio per ricordare la generazione dei nonni degli anni 20, 30 e anche 40, venuta a mancare nei tragici momenti vissuti che stiamo ancora vivendo per questa pandemia, magari senza un saluto, un abbraccio ai propri cari. Che la vita non va indietro, per lanciare un pensiero. La vita è tutta qua. Che la vita non va indietro, la vita è tutta qua. Che la vita non va indietro, la vita è tutta qua.